Cari amici, benvenuti alla videoconferenza di Gilberto Canzer su Raffaello e Giovanni da Udine. Per noi dell'Associazione La Prora questo è l'ultimo appuntamento dell'anno e di questo ringrazio Gilberto e ringrazio il Circolo Culturale Il Mulino a Nord-Est che assieme a noi organizza questo incontro. Alla fine dell'anno è usuale che le associazioni chiedano l'aiuto degli associati e dei nuovi simpatizzanti e il loro supporto. E quindi anche io faccio un appello al rinnovo delle quote associative o alle iscrizioni che potete fare attraverso la pagina del sito associativo associazionelaprora.it, pagina soci. Passo la parola a Laura Stringari, Presidente del Mulino Nord, per il suo saluto. Prego Laura. Grazie Raffaele, buonasera a tutti i soci sia della Prora che del Mulino Nord-Est. Il volume è basso, alza la voce per favore. Laura, alza la voce. Laura, alza la voce che non sentiamo. Nostro conferenziere. Laura, non sentiamo. Laura, non ti sentiamo. Allora passo la parola a Gilberto, chiederò a Laura di riproporre il suo saluto in un secondo momento. Prego Gilberto, a te la parola. Ecco, nel ringraziare appunto il Mulino Nord-Est e la vostra associazione che si propone appunto di dare, di informare una realtà così vasta come si può adottare attraverso queste tecniche informatiche. Quindi diciamo la riflessione di quest'anno è legata proprio a Raffaello e a Giovanni da Udine. Raffaello, c'è stata questa splendida mostra a Roma, ahimè non visitata da molti per le contingenze che conosciamo, e la stessa di Giovanni da Udine, diciamo, non ancora decollata proprio per le stesse motivazioni. Parlare di Raffaello è quasi parlare di un'età d'oro dell'arte in Italia. Un'età d'oro, lo stesso grande storico dell'arte Burckhardt la definisce l'età di Raffaello. Ma come avvenne questo? Raffaello in fondo, come tutti sappiamo, aveva il padre pittore alla corte d'Urbino, il Santi, diciamo, ma era più che pittore, diciamo anche un grande scenografo per le magnifiche feste che venivano organizzate a tema alla corte di Federico di Montefeltro, che diciamo proprio ispirò questo nuovo viraggio verso la conoscenza dell'antico e delle arti classiche alla sua corte, propugnata ancor più fermamente dal raffinatissimo suo figliolo Guidobaldo di Montefeltro e dell'altra raffinatissima moglie e colta, oltretutto, Elisabetta Gonzaga.
di quella corte appunto mantovana. Anzi, per certi versi si può definire questo momento storico particolare l'età delle cognate, perché abbiamo Elisabetta Gonzaga, signora d'Urbino, colta e raffinata, sua cognata Isabella d'Este Gonzaga, signora di Mantova, e l'altra Lucrezia Borgia, signora di Ferrara, tutte e tre, diciamo, dei grandi figure al femminile in questo momento così particolare. Ma la corte di Guidobaldo d'Urbino è una corte dove si raccolgono proprio, pare sia quasi una summa della realtà identitaria più raffinata che si possa trovare nei cenacoli italiani d'allora. Facciamo solo un excursus delle figure dal Baldassar Castiglione, e ricordiamo l'opera Il Cortegiano, tutti quanti, a Luca Pacioli, a Piero della Francesca, a Pietro Bembo, tutta una realtà che voleva, diciamo, coniugare in questa corte quello che poteva essere il meglio, l'elemento raccordante di tutte le migliori virtù di un uomo, della formazione di una figura di non solo di capo di Stato, ma di capo di Stato colto, raffinato, intelligente. Tant'è che alla corte d'Urbino mandavano i figlioli delle grandi famiglie aristocratiche italiane per fare il loro master di formazione, anzi un mega master praticamente, perché li spedivano a età giovanissime. Pensiamo che uno di questi, che fa il master a Urbino, proprio in quegli anni felici, è l'autore di Giulietta e Romeo, Luigi da Porto, la cui mamma era una Savorgnan d'Osoppo e che quindi erano famiglia in relazione con le grandi famiglie italiane del tempo. E quindi Raffaello respira questo clima. La sua poi capacità, abilità tecnica e saperi evidentemente instaurati sotto l'egida del padre si coniugano talmente a meraviglia con questo tipo di formazione che quasi subito, pensiamo che nel 1501, quando dipinge la Pala di Città di Castello, viene quasi subito chiamato da chi? Chiamato da Giulio II della Rovere, il Papa che voleva ridare a Roma quella priorità e quella, diciamo, immagine da conquistare in quella che era una dimensione ovviamente non solo italiana, ma europea intendendo mondiale per l'epoca. Ovviamente il fatto che Giulio II della Rovere chiami il giovane Raffaello alla sua corte è prova ormai della immagine che il giovanissimo artista era riuscito a crearsi nel contesto delle corti più raffinate d'Italia. Andrà poi a Firenze, quindi l'incontro con Michelangelo, l'incontro con Leonardo, la battaglia di Cascina, eccetera. Un esperire di vari momenti che si coniugano con questa straordinaria formazione da lui avuta nell'Urbino del tempo. Questo luogo appunto di raccordo dei saperi, ma non solo dei saperi filosofici, artistici, eccetera, anche dei saperi matematici. Luca Pacioli, il grande sperimentatore matematico, infatti vuole organizzare, instillare negli artisti del tempo
una nuova addirittura di formazione, l'artista matematico, e questo lo vedremo successivamente in quelle che sono le immagini appunto che scorreranno. Qui abbiamo preso come cappello la Santa Cecilia di Raffaello, conservata a Bologna, perché pare ci fosse già in quest'opera il contributo di Giovanni da Udine. E possiamo andare avanti. Qui abbiamo l'immagine poi di quello che sarà il grande protettore per tutta la vita di Raffaello, Leone X, con il Cardinal de' Medici e il Cardinal de' Rossi. E vediamo un Leone Medici quasi triumphans, ma con quella diciamo regalità non esercitata a livello di immagine, ma una regalità posata quasi a segnalare a chi diciamo ammira l'opera l'equilibrio raggiunto da una figura così eloquente nel contesto dell'Europa del momento. Andiamo pure avanti. Ovviamente per il Papa precedente a lui, della Rovere, praticamente dipingerà le famose stanze. Le stanze che noi conosciamo con celebri rappresentazioni. L'una è la disputa del Santissimo Sacramento e di fronte la scuola di Atene. Il suo vero titolo era La filosofia, ma perché di fronte appunto ci sono queste due grandi campiture pittoriche ad affresco? Perché praticamente la scuola di Atene, dove troneggiano Platone ed Aristotele, va ricordato che Raffaello era stato a Firenze, dove vigeva ancora come primato l'Accademia Neoplatonica fondata da Marsilio Ficino, quindi una conoscenza di questi saperi l'aveva avuto anche attraverso questa sua formazione toscana. Nel contempo vedete con quale intelligente equilibrio praticamente riesce a raccordare queste scene che sono il divenire di una serie di immagini che rappresentano le varie scene della sua famosa Bibbia. Avanti ancora. Avanti ancora. Una Bibbia inquadrata con un'armonia e una sapienza e una chiarezza tali che praticamente ci fanno predisporre a pensare che Luca Pacioli stesso avesse, diciamo, partecipato a un insegnamento nei confronti di Raffaello proprio per il raggiungimento di questi perfetti equilibri che lui credeva di raggiungere attraverso l'armonia matematica. Avanti pure. Guardate poi queste scene delle grazie tratte appunto nella villa della Farnesina, dove accanto agli elementi di straordinaria raffinatezza che celano le figure, ci sono questi trionfi di verzure con frutta che sono proprio il raccordo fra questa dimensione mitologica e, diciamo, questo innesto in un naturalismo di una straordinaria vivacità. Avanti ancora. E qui appunto ci troviamo in quell'altro straordinario capolavoro che è diciamo
la Farnesina, dove Raffaello appunto ci rappresenta eloquentemente quelle che erano state quello che era stato il suo divenire nella conoscenza classica antica. Dobbiamo pensare che durante la sua permanenza a Firenze avrà senz'altro fatto tesoro di quelle esperienze attraverso l'Accademia Neoplatonica e attraverso soprattutto la ricca biblioteca di testi classici antichi portati a Firenze nel 1439, quando il pontefice, l'imperatore di Costantinopoli, quindi del resti dell'impero romano d'Oriente, e tutti i potentati europei si erano colà riuniti ospiti dei medici, portando appunto dall'Oriente i testi più importanti della classicità. 1439 Firenze, la Dieta importantissima, dove la famiglia di De Medici praticamente ha finalmente un'immagine, un vessillo di immagine nel contesto non solo italiano ma europeo, e 1459 a Mantova, quando praticamente la Dieta fiorentina si trasferirà poi a Mantova, dove abbiamo anche qui, grazie a questa immagine internazionale che queste famiglie devono garantire, la presenza di tutta una serie di grandi artisti, pensiamo al Mantegna e alla Cappella di San Giorgio, che devono dare un'immagine nuova o un'immagine versata in quella che è la nuova dimensione culturale nel contesto europeo del tempo. Avanti. Ovviamente perché diciamo abbiamo questa conoscenza così straordinaria dell'antico? L'abbiamo proprio attraverso quelle che sono le esperienze culturali, come abbiamo evidenziato da un lato, ma anche esperienze dirette. Noi sappiamo appunto che con Agostino Navagero, Pietro Bembo e Andrea da Bevazzano, Raffaello va a sperimentare l'antico de visu, ossia la conoscenza delle particolarità praticamente archeologiche trovate a Tivoli e nella Villa Adriana, che ancora riservava tutta quella serie di testimonianze classiche che si conservavano e che poteva facilmente, diciamo, ma quello che sarà la scoperta, come il Vasari ci evidenzia soprattutto, è il potersi calare nelle grotte, ossia in quei cunicoli che ti portavano alla conoscenza di un luogo magico e inaspettato, la Domus Aurea. Lui lì si cala invece proprio con il nostro friulano Giovanni da Udine. Si calano dentro e faranno queste scoperte straordinarie di questi cicli decorativi dalle grotte praticamente a grottesca praticamente, e questi cicli decorativi, rimanendo stupefatti della freschezza che ancora conservavano nel loro apparato pittorico a fresco, e soprattutto rimarranno esterrefatti anche dalla qualità degli stucchi, di cui diverrà maestro e perfetto conoscitore non solo tecnico ma anche materico tout court Giovanni da Udine. Avanti ancora.
Qui ne abbiamo un esempio di come si traduce la grottesca in una testimonianza formale che vedete appunto che sembra proprio una ripetizione, ma con una straordinaria capacità di impostazione di Raffaello e Giovanni da Udine. Avanti ancora. Qui abbiamo sempre un'ulteriore testimonianza dalla Farnesina di quanta influenza ebbe la conoscenza, come dicevo anzitempo il Vasari testimonia, dell'approccio Raffaello Giovanni da Udine nella Domus Aurea, un approccio che sarà proprio foriero di un nuovo modo di esprimere le arti decorative. Guardate appunto anche questa splendida citazione che viene fatta dall'antico e che rappresentano proprio queste placchette praticamente quasi monocromatiche, ma di una soluzione di estrema raffinatezza e una soluzione che cita l'antico, reinterpretandolo appunto con la sensibilità artistica più appropriata per la propria epoca. Guardate anche qui, diciamo, questo raffinato monocromo tra gli elementi di grottesca che Raffaello conservava nel suo, chiamiamo, taccuino d'appunti mentre faceva queste discese nelle grotte, con Giovanni da Udine, che le utilizzerà poi successivamente per ulteriori e più tardi interventi sia a Venezia che in Friuli. Citazioni che praticamente noi troviamo funzionali proprio per esibire a livello formale quello che sarebbe stato il mondo nuovo, un mondo riscoperto dell'antico che aveva tutte le sue declinazioni in quello che era l'approccio filosofico conoscitivo, ma anche in quelli che erano i nuovi apparati decorativi. Giovanni da Udine, praticamente, che sarà l'allievo, uno dei prediletti di Raffaello, citatissimo dal Vasari per la sua capacità di intervenire in quelle che sono non solo le grottesche, ma anche tutte le citazioni naturalistiche, a lui molto care, probabilmente anche esercitato in quest'arte dal padre, che era ricamatore perché all'epoca, lo sapete, che le chiese, le comunità amavano esibire soprattutto i grandi stendardi per le processioni. I grandi stendardi erano il simbolo della potenza, del prestigio soprattutto di una congregazione e quindi dovevano essere dipinti e ricamati a modo. Di Giovanni da Udine ne abbiamo una testimonianza frammentaria ancora conservata nel Duomo di Cividale. Il suo amore naturalistico si esprime anche attraverso questi disegni di uccelli, e qui vediamo, mi sembra, delle cinciallegre, ma forse la mia conoscenza, diciamo, è molto limitata, ma qui ci dà il quadro appunto di quanta freschezza, di quanta capacità di tradurre il mondo naturale abbia raggiunto Giovanni da Udine, come anche il mondo dell'antico. Ricordiamoci che è del 1516 la lettera di Raffaello a Leone X per conservare le antichità di Roma, che andavano distrutte dalle grandi famiglie romane, per fare delle statue calce e delle colonne
e mattoni a volontà degli edifici che venivano non solo delle rovine degli edifici, ma di edifici che venivano ruinati proprio per farne rovine. Chiamiamoli i palazzinari del tempo. Ecco. Guardate la raffinatezza di quest'altra, diciamo, grottesca, eseguita sempre da Giovanni da Udine. E qui sempre un suo intervento per questa placchetta. E questo è lui, ritratto appunto in uno stucco dove riprende proprio l'antica tecnica, la tecnica degli antichi. Lui rifà la calce con la polvere di travertino e la polvere di marmo e crea questi raffinatissimi stucchi di cui abbiamo testimonianza anche nella nostra regione, nel celebre fregio con i putti del castello di Spilimbergo. Avanti. E soprattutto abbiamo altra testimonianza non solo di un raffinato decoratore e artista, ma con tutta probabilità attraverso la figura del patriarca d'Aquileia Giovanni Grimani e attraverso la relazione di Giovanni da Udine con questa grande famiglia. Giovanni da Udine, peraltro ammirato da Pietro Bembo, il famoso Deus ex machina diciamo della cultura, della finezza, prima, come abbiamo detto, alla corte Urbinate, per giungere diciamo poi a Venezia, a Roma, a Firenze, e formatosi probabilmente attraverso la figura del grande umanista e nello stesso tempo cardinale Ermolao Barbaro, patriarca d'Aquileia anch'egli. Ovviamente diciamo i Grimani lo solleciteranno a fare anche dei progetti architettonici. Lo utilizzeranno, come vedremo, nel loro splendido palazzo di Santa Maria Formosa, un unicum a Venezia, dove generalmente i Grimani appunto si ergevano quasi come diciamo capacità superiore nel mondo collezionistico del tempo e praticamente diciamo riusciranno a dare uno sprone, una nuova dimensione anche proprio al collezionismo delle grandi famiglie veneziane. Pensiamo soprattutto a quella che era la loro raccolta nel palazzo di Santa Maria Formosa, tra cui il celebre Marco Agrippa, che era la colossale statua un tempo al Pantheon portata nelle loro collezioni, che verranno poi donate dallo stesso Giovanni Grimani, patriarca d'Aquileia, verranno donate allo statuario pubblico di Venezia, dove tuttora sono in buona parte conservate. Quindi questo atteggiamento, da un lato significativo del loro nuovo viraggio culturale, d'altro lato anche significativo di quelle che sono una serie di scelte e diciamo di questa vena di romanitas che testimoniano anche nel loro palazzo e soprattutto nella facciata verso il canale di San Severo. Io ritornerei all'immagine precedente. Nell'immagine precedente vediamo appunto il magnifico scalone
il magnifico scalone che Giovanni da Udine progetta per il castello, ossia un elemento di straordinaria raffinatezza, un elemento di ascensione verso quel grandioso salone che viene costruito, un salone del Parlamento, e che rimanda in questa sua scelta molto caratterizzante e molto forte, rimanda, diciamo, al grandioso scalone fatto da Michelangelo e poi portato avanti dalla Mannati per la Biblioteca Mediceo-Laurenziana di Firenze. Ovviamente qui c'è anche qui il significato di elevazione di quelli che sono i rappresentanti della patria del Friuli, clero, comunità e diciamo giurisdicenti castellani, in quel salone dove si dovevano, diciamo, rappresentare le istanze di tutto il territorio. Quindi questo elemento d'ascesa come di constatazione e di riflessione politica che serviva poi, o almeno sarebbe servita, al bene della patria tutta. Qui abbiamo un'immagine di un altro suo straordinario intervento, che è l'orologio, la torre dell'orologio con i mori che battono le ore, come a Venezia, perché Udine è diventata la metropoli della patria del Friuli, è la novella Aquileia, e Venezia, che vuole la stessa origine aquileiese come nuova Aquileia altrettanto, Udine, diciamo, i patriarchi che l'hanno eletta a loro residenza, acquisisce, diciamo, questo nuovo significato e quindi lui ricrea la torre dell'orologio che rimandi puntualmente alla torre dell'orologio di Piazza San Marco a Venezia, quindi un riflesso della capitale della patria in quella che è la capitale dello Stato. Tant'è che le logge praticamente che si raccordano con la torre dell'orologio hanno le stesse arcature di quelle che sono le procuratie vecchie. La bellissima fontana, poi sempre da lui disegnata per la piazza di Mercato Nuovo, quella che chiamiamo San Giacomo o Matteotti praticamente. Avanti ancora. Ecco, e questi interventi soprattutto significativi nel castello di Spilimbergo e soprattutto in quella sala che era nella torre di Colloredo, che era la sala dell'archivio cosiddetto, dove sceglie tutta una serie di figurazioni che ricordano, diciamo, le ascese più disastrose o le ascese portate avanti senza avere contezza e cognizione dei rischi su cui si può incorrere. E sono estremamente interessanti perché erano quegli elementi dettati dalla citazione dell'antico, ovviamente anche nei temi stessi, ma nello stesso tempo erano anche la riflessione che il committente, il proprietario, doveva avere e fare a se stesso come alle proprie generazioni a venire. Ovviamente questo rapporto poi Giovanni da Udine con la sua città, dove verrà decretato e verrà insignito proprio del compito di provveditore, diciamo, a quella che è la progettazione urbana,
sta a significare il ruolo che aveva meritato in questo contesto, un contesto peraltro molto più vivace di quanto possiamo pensare. Dobbiamo pensare a una città già piena di fermenti legati alla classicità. Basti pensare agli Amaseo, la loro formazione a Firenze, o un Floriano Antonini, il committente del Palladio per il celebre Palazzo Udinese, e la sua formazione nello studio pisano. Quindi una realtà che diciamo ha agganci con un mondo di un respiro ben diverso, di una limitatezza regionale. E pensiamo a Tiberio Deciani, collezionista anche lui dell'antico, allievo del celebre Mantova Benavides, altro grande collezionista dell'antico all'Università di Padova, e grandissimo giurista. È quello che salverà lo stesso Giovanni Grimani, patriarca d'Aquileia, dall'accusa di eresia, che all'epoca, diciamo, non era da poco. Peraltro il patriarca d'Aquileia accusato di eresia, siamo nel momento poi del Concilio di Trento, tant'è che il bravissimo Deciani fa sì che le decisioni non vengano prese a Roma, ma vengano prese proprio in seno al Concilio di Trento, quindi dribblando tutta una serie di cattive opportunità che si sarebbero legate al patriarca. Infatti lui al Concilio di Trento non ci andrà, sebbene invitato, è il patriarca d'Aquileia, manderà, e questa è una delle prime forme, appunto, se vogliamo, di quello che è il marketing, manderà, perché erano feudi a lui dipendenti, San Vito al Tagliamento e San Daniele, manderà tanti prosciutti di San Daniele e dell'eccellente vino friulano, il che evidentemente li consolerà e li riscatterà dall'apostasia del cardinale. Ma l'ambiente era talmente colto, raffinato, e che diciamo sarebbe stato senz'altro difficile accusare, diciamo, o soprattutto reprimere un moto di quelle che potevano essere le sue esperienze filosofiche in una ghettizzazione romana che appunto il bravissimo Deciani riuscirà ad evitare. Grazie Gilberto, grazie del tuo bellissimo intervento che ci fa comprendere quale sia stato il riflesso del clima culturale rinascimentale e in particolare di Raffaello anche nei nostri territori e nel nord-est. Prima di lasciare spazio a qualche domanda, però vorrei tornare a dare la parola a Laura, perché purtroppo per un problema tecnico il suo saluto iniziale non si è sentito, e quindi io le passo nuovamente la parola in modo che portare il suo saluto. A te Laura. Grazie Raffaele, ma devo dire che è stata un'esperienza meravigliosa. Sentire Gilberto Ganzer è sempre appassionante e avvincente per quello che ci propone con il suo eruditissimo plafond di conoscenze, ma mediato dal suo stile e dalla sua capacità di comunicazione. Ecco, questo è molto importante, questo l'ho sempre riscontrato. Ecco, io spero che
un futuro si apra a questo livello di comunicazione. Voi siete della Prora molto più avanti, noi magari cercheremo di darci da fare, ecco. E quindi grazie ancora a Gilberto e grazie alla Prora e a tutto lo staff, da Raffaele Perotta a Luciano. Ciao Grazie, Laura. grazie Laura. Bene, in attesa che ci sia qualche domanda, se ci sarà, però c'è da dire che le esperienze di Raffaele e di Giovanni da Udine nella Domus Aurea non si sono esaurite in quel momento, perché ci sono ancora scoperte, c'è ancora molto da fare a Roma, ecco, quindi è un'eredità quella che continua a essere viva. E certo, ecco, io vorrei chiedere, se posso intervenire, vorrei chiedere a Gilberto Ganzer le testimonianze su Udine. Quindi lui ha elencato la fontana di Piazza San Giacomo, la splendida scalinata del castello. Ecco, e poi avevi citato anche Spilimbergo, mi sembra prima, no? Ecco, magari ci puoi di nuovo riepilogare così brevemente quello che noi abbiamo qui in loco, dove noi possiamo così ritrovarci con questo grande artista del Rinascimento nostro. Ma diciamo abbiamo tutta una serie di testimonianze oggettive che vanno dalla Scala, ma anche dirigerà i lavori per il castello stesso, che si dice appunto non c'è ancora una certezza del vero progettista, ma senz'altro ha una dimensione e un'immagine praticamente, perché si ritiene sempre di parlare di questo allievo del Palladio, ha un'immagine quasi più romana per certi versi, quindi probabilmente c'era questa connessione diretta, ed è facile supporlo, con quelle che erano le scelte di un altro potentato del territorio che era il patriarca d'Aquileia, quindi delle scelte così condivise appieno da casa Grimani e senz'altro non potevano non influenzare la realtà, diciamo, udinese dell'epoca. Nello stesso tempo la casa natale di Giovanni da Udine, che è la casa natale proprio, o la casa dove lui abitava, non mi ricordo bene se fosse quella natale, ma forse quella dove lui abitava, c'è anche una bella lapide profilata di doratura, che era l'ex tintoria Lestuzzi, c'è ancora la scritta in via Gemona praticamente, dove lui venne accusato di infettare la roggia perché buttavano, i suoi dipendenti ovviamente, tutti i bozzoli di seta praticamente, perché era anche un grande imprenditore, nel senso che era un grande artista, e lo testimonia eccetera, ma anche sapeva come gestire i soldi. Era, diciamo, un avveduto in questo caso. E nello stesso tempo abbiamo Spilimbergo, abbiamo peraltro l'affresco di Spilimbergo con questi putti che reggono ghirlande e che ricordano molto tutta quella che è la scultura romana dell'epoca, che lui aveva già citato, la scultura anche funeraria romana, con questi eroti che reggono le ghirlande, che lui aveva già citato, ripresa senz'altro dalla tradizione decorativa o statuaria romana, aveva già citato in quella fontana dell'elefante
che si trova appunto alla Farnesina. La fontana dell'elefante perché era l'elefante Ammone che era stato donato dal re del Portogallo a Papa Leone X Medici, che aveva questo magnifico serraglio di animali, fra cui l'Ammone, e dove Giovanni da Udine, che adorava dipingere de visu, uccelli esotici, ma anche quelli comuni, come appunto la cinciallegra, doveva trovare veramente uno spasso non da poco. E quindi questa citazione, che è quasi proprio una traslazione di un messaggio scultoreo in pittura praticamente, e poi con i due stucchi appunto dello Spilimbergo e della Luisa moglie, sono stati poi peraltro proprio in occasione della mostra recentemente restaurati, e per una visita al castello di Spilimbergo si potranno senz'altro vedere attualmente, diciamo, a restauro finito. Poi c'erano altre testimonianze di Giovanni da Udine, ma che si sono perse durante la prima guerra mondiale, diciamo, e si sono perse poi successivamente, che si trovavano anche in città a livello decorativo. Ricordiamo quelle dei Colloredo a Udine, ma anche ci sono stati dei ritrovamenti grazie alla prima guerra mondiale. Dobbiamo ad Hans Tietze, il grande storico dell'arte tedesco, che venne mandato dal governo austriaco per la tutela dei monumenti affinché non fossero saccheggiati dalla truppa durante l'occupazione, trovò lui i taccuini dei pagamenti praticamente di Giovanni da Udine e li rese conosciuti al mondo. Gilberto, scusa se ti interrompo. Allora, due cose. Una è una mia, che adesso che mi collego a Giovanni imprenditore, mi ricordo di aver partecipato una volta a un convegno su Tiziano, dove l'argomento erano le lettere di sollecito che mandava agli imperatori di Spagna per essere pagato, perché quella era un'epoca in cui gli artisti avevano i committenti e quindi si gestivano anche da quel punto di vista. Il problema è poi successo dall'Ottocento in poi, quando sono mancati i committenti e gli artisti sono diventati tutti maledetti. Però di questo parleremo. C'è una domanda di Maria Faleschini. Mi piacerebbe sapere qualcosa di più delle vicende di Giovanni dopo la morte di Raffaello. Mi pare tornasse a Udine e poi forse a Roma? Sì, è tornato a Udine soprattutto dopo il sacco di Roma 1527, dove c'è la diaspora di tutti questi artisti, dal Sansovino che va a Venezia, a Giulio Romano che va a Mantova. C'è proprio una diaspora anche di tutti quelli che erano stati i suoi prestigiosi allievi, perché Raffaello fu, come si potrebbe dire, un maestro soave, nel senso che gli allievi venivano affascinati dalle sue capacità di realizzazione di tecnica, ma Raffaello li lasciava liberi di esprimersi, perché con la sua presenza avevano una possibilità di crescere e lui riusciva senz'altro a farli crescere attraverso ulteriori conoscenze, eccetera. E poi non era l'artista geloso degli allievi che diventano bravi, cosa che molto spesso è il limite di molte grandi botteghe. Lui li fa crescere praticamente, perché Raffaello è anche sinonimo proprio di quella grazia del vivere e del saper vivere
che non è da tutti, non era certamente di Michelangelo, per intenderci. Mi dicevi ulteriormente del problemi dei pagamenti. Beh, in effetti anche Giovanni da Udine ogni tanto si lamenta come quando non è stato pagato secondo lui sufficientemente bene dai Grimani per il bellissimo ciclo decorativo che si può andare a vedere, perché ormai il Palazzo Grimani è un palazzo pubblico gestito dalla sovrintendenza, mirabilmente restaurato, che è proprio un magnifico excursus di quella che è la tradizione decorativa rinascimentale. Però dice, però i Grimani, come dire, sono Grimani e quindi diciamo non si può andare a sindacare. Poi avrà avuto magari qualche altra, diciamo, prebenda che gli stessi, essendo molto ricchi. Peraltro da quel Palazzo Grimani uscirà l'ultima dogaressa di Venezia, quella che sposa Ludovico Marini. Abbiamo un'altra domanda da Mara Moretti. Mi piacerebbe sapere come Giovanni è entrato nel mondo di Raffaello. Lo ha incontrato per caso? È stato scelto dal grande maestro? No, diciamo non possiamo proprio avere una documentazione molto precisa di questo, ma senz'altro la realtà romana al momento era l'elemento aggregante. Le figure dei patriarchi d'Aquileia che a Roma erano di casa saranno state senz'altro un veicolo importante per quanto riguarda questo tipo di conoscenza, anche perché non dimentichiamo che i Grimani avevano uno splendido palazzo e una magnifica biblioteca e assieme a questa un orto, come si diceva all'epoca, pieno di sculture romane, eccetera, proprio alle pendici del Quirinale. Verrà distrutto tutto, incendiato, col sacco di Roma del 1526. Bene, Gilberto, abbiamo trascorso quasi un'ora e ci è sembrata volare. Quindi io ti ringrazio nuovamente e ti invito a un nuovo incontro, se mi vuoi far piacere, sui maestri del XX secolo o su altri argomenti, perché vedo che la tua cultura, il tuo modo di porgere è così gradevole, così gradito che ci invita a nuove esperienze. Grazie a voi della pazienza, grazie alla Prora e grazie al Mulino di Nord-Est, praticamente, che diciamo mi avete dato questa opportunità. Nello stesso tempo un tema divertente potrebbe essere, visto che abbiamo parlato di Lucrezia Borgia, di Isabella d'Este e di Elisabetta Gonzaga, le cognate. Va bene. Beh, allora guarda che se siamo su questo tema, ti anticipo un incontro che faremo a gennaio e qui ci parlerà Isabella De Paz dell'Associazione Arte e Scienza di Roma. Il tema generale è il gossip nella storia e ci parlerà in particolare degli intrighi alla corte d'Inghilterra da Shakespeare fino ai giorni nostri. Va bene. Laura. Arrivederci a tutti, è stata un'ora piacevolissima. Di nuovo grazie Gilberto. Grazie a presto, tutti. grazie a voi. Chiudiamo qui il nostro incontro. Buon Natale e buon anno a tutti voi. Auguri a tutti.